Siamo con Manuel che è appena tornato da Capo Nord. Intanto parliamo di questa esperienza. Che esperienza è stata? Beh, l'esperienza è stata unica, devo essere sincero, perché non me l'aspettavo così. Mi aspettavo di fare un gran viaggio, un lungo viaggio, bello, ma è stato un viaggio che mi ha preso un po' alla sprovvista. Non me l'aspettavo così intenso, così impegnativo anche perché lo è stato. Ma fortunatamente con tutta la gente che mi seguiva, ogni giorno mi scriveva, mi chiedeva dove sei, cosa fai, facci vedere, mi ha aiutato molto ad andare avanti e a renderlo ancora più unico, perché è stato un viaggio proprio unico. Quanti chilometri hai fatto in tutto? In tutto ho fatto 10.100 km. Me li aspettavo perché mi ero fatto due calcoli e non mi aspettavo le ore di viaggio di macchina, che sono state circa 145 ore e quelle non me le aspettavo perché in certi posti in Norvegia per fare 300 km ci si impiega anche 6-7 ore. Il momento più emozionante e il momento più duro. Allora, sono stati fatalità entrambi. Lo stesso momento, il più bello, e è stato di conseguenza anche il più duro. Nelle isole Lofoten, ancora prima di arrivare a Capo Nord, ho deciso di dormire in macchina, di passarmi una notte in macchina e ho voluto fare un video del tramonto e dell'alba tutto assieme. E quindi mi sono passato 5 ore in macchina sotto il sole da mezzanotte fino alle 5 di mattina a guardare il sole di mezzanotte, che poi è stato l'obiettivo del viaggio. L'obiettivo principale era proprio vedere il sole di mezzanotte, quindi è stato il più bello, però anche il più duro perché appunto non si riesce a dormire molto bene in macchina. Sì, il viaggio ha avuto due obiettivi, quello appunto personale mio di passare 3 settimane indimenticabili e così è stato. E il secondo obiettivo, forse anche più importante, era una raccolta fondi per l'associazione che studia la mia malattia, l'associazione AICA 3, l'associazione italiana Calpaina 3, è l'unica in Europa che studia appunto la distrofia dei cingoli, che è la malattia di cui io sono affetto ormai dall'età di 9 anni. Durante il viaggio hai avuto dei problemi per quanto riguarda appunto la tua malattia? Sì, fortunatamente io sono del parere che la soluzione c'è sempre, bisogna solo trovarla, quindi sono riuscito a trovare sempre la soluzione, perché non riesco a fare neanche un solo scalino da solo e pensare di arrivare fino a Capo Nord senza dover fare uno scalino, cioè detta così sembra impossibile. Lo è quasi stato, fortunatamente sono riuscito a trovare sempre una soluzione a tutti i problemi, ai problemi anche delle valigie, perché io ho poca forza nelle braccia anche per portarmi dietro una valigia o nel camminare, nel far salite, ho poca forza un po' nel far tutto. Siamo sempre riusciti a trovare una soluzione ideale anche a costo di fare sacrifici come allungare di molto la strada o appunto dormire anche in macchina, perché una notte era prevista di dormire in macchina ma due no, però una volta là si stringono i denti e sono andato là per quello e ho accettato tutto quello che poteva capitare, insomma. Com'è stato il rapporto con la gente durante il tuo viaggio? Il rapporto è stato un bel rapporto, lo definirei un rapporto simpatico, perché soprattutto io la maggior parte del viaggio è stato concentrato in macchina, quindi non ho avuto tanta occasione, però quando mi fermavo nei posti mi guardavo la macchina che ha gli sponsor, c'è scritto il viaggio di mano, insomma si interessavano e tanti venivano a domandarmi ma sei tu quello sulla foto della macchina, ma come mai questo, come mai quello? E sono riuscito a fare un po' di amicizia, di persone che adesso magari seguono anche la mia pagina che ho conosciuto durante il viaggio. È stata una bella esperienza anche quella. E sei partito e sei tornato con tantissimo affetto della gente qui del posto, di molte attività come l'autocarrozzeria moderna che ci sta ospitando adesso, e l'associazione eventi e tante altre. È bello ricevere tutto questo affetto e cosa ti ha dato internamente, insomma. Io semplicemente quando ho iniziato con questa idea di raccogliere un po' di fondi, pensavo di raccogliere qualcosa così, tanto simbolicamente. Nel giro di 2 o 3 giorni la
porta che avevo un po' aperto si è spalancata ed è stata aperta da varie associazioni, da vari enti, come appunto Autocarrozzeria Moderna qua che mi ha procurato appunto l'auto per il viaggio, che mi è stata indispensabile perché è stata l'auto perfetta, mi ha aiutato tantissimo. O altre associazioni come gli amici della Laguna del Porto che hanno aperto il cuore, mi hanno dato una mano, un sostegno indescrivibile. Sono riusciti in poco tempo a coinvolgere tanta gente, a creare tanti eventi, anche delle aste, hanno coinvolto la Rail Venezia, il Venezia Calcio, il Venezia Radio Taxi. Sono riusciti a coinvolgere tanta gente e tutti si sono veramente messi in prima linea per darmi sostegno. E tutte le persone, perché io di persone ne conosco non tante, adesso ne conosco molte di più E ti si potrà conoscere la tua avventura e il tuo viaggio anche al Milano Summer Festival, in una cena particolare. sì, infatti il 5 di luglio sono stato invitato dagli organizzatori, diciamo, del Milano Summer Festival per raccontare a chi sarà presente il mio viaggio, dove dopo tutti i ricavi saranno dati in beneficenza all'associazione che studia la mia malattia, appunto la distrofia dei cingoli. E a Milano Summer Festival sarà anche un'emozione perché a me piace come ci vado ogni anno e pensare di essere là e raccontare la mia storia all'inizio di sicuro sarà emozionante, dopo spero di abituarmi, devo essere sincero.